Allora, andiamo a salutare Emanuele Rizzi, ben ritrovato per fare il punto della situazione per quanto riguarda, come sapete, i prezzi medi esposti dei carburanti in Friuli Venezia Giulia e due conti per quanto riguarda invece lo sconto, perché ci saranno novità importanti a partire da settembre. Innanzitutto grazie Emanuele per la partecipazione. Allora, ci vuoi spiegare un po' come sta andando questa storia dei prezzi medi esposti alla pompa? Grazie Omar, grazie a tutti gli spettatori. Sì, allora i prezzi medi alla pompa sono stati posizionati dal 1° agosto. Dal 1° agosto in tutti i distributori a livello nazionale bisogna esporre il prezzo medio del fai da te, quindi del self-service all'interno del distributore. Ovviamente chi ha anche la modalità, ha solo la modalità servito viene penalizzato, perché si dovrebbe fare un prezzo medio del servito. Ma, lo Stato centrale ha voluto fare soltanto il prezzo medio del fai da te all'interno del distributore. Ecco, giusto per chiarire bene la situazione, come giustamente tu hai detto, il discorso relativo all'esposizione del prezzo medio vale esclusivamente per il discorso del servito, non diciamo cioè del self-service, non del servito, ecco, tanto per essere chiari, no? Sì, infatti, e questa è la prima criticità che si è Mm. segnalato al governo. Non è possibile discriminare così un prodotto. Vuoi fare il prezzo medio? Metti il prezzo medio del fai da te e fai il prezzo medio del servito, in modo tale che vediamo le differenze reali e non fittizie. Oltretutto, si è notato che molti colleghi stanno comunicando all'osservatorio dei prezzi il prezzo fai da te che però non è presente nel proprio distributore. Cosa significa? Che molti colleghi che hanno soltanto il prezzo servito hanno comunicato lo stesso prezzo mettendo il prezzo, scrivendo prezzo self all'osservatorio dei prezzi. Così facendo, attualmente in Friuli Venezia Giulia sicuro, ma ho notato anche in altre regioni il prezzo medio è falsato. Cioè praticamente i conti non tornano, no? Tanto per essere chiari. No, allora se si vuole trasparenza, il Mm, decreto trasparenza, facciamo trasparenza fino in fondo. Non è che si dice certo. benissimo, facciamo trasparenza e poi il prezzo medio è fasullo, perché in questo momento qua il prezzo medio è fasullo. Ecco, ricordiamo, come hai sottolineato tu, che il prezzo medio viene calcolato esclusivamente per quanto riguarda il self-service, non per quanto riguarda il normale, insomma, quando si va alla pompa che si viene serviti, insomma, dal gestore. Ecco, questo, come hai detto tu, coglie in contropiede l'utente, perché magari si fa due conti e dice, ma come, perché così, perché colà, punto di domanda. E tu hai sottolineato dicendo che la legge prevede questo e chiaramente non capisco, ma mi adeguo, viene da dire, no? No, infatti magari passano avanti un distributore che ha soltanto servito, vedo una differenza di 10-12 centesimi, dico, ah, guarda che ladro, andiamo nella finanza a denunciare, perché ovviamente adesso il ministro Urso ha detto, se si trova un distributore che ha il prezzo maggiore del prezzo medio, andate dalla finanza e denunciatelo. Il problema è che in questo caso si prendono a conto querela gli utenti, anche perché se il prezzo non è quello alla fine del servito, ma il prezzo medio del fai da te, non è colpa del gestore, ma è colpa del governo. Chiaro. Senti, per quanto riguarda invece il discorso della scontistica, ci sarà novità, no? Ci saranno novità importanti per quanto riguarda settembre, vabbè, si dirà un centesimo non cambia sicuramente la vita, però insomma, fatti i dovuti conti, se tanto mi dà tanto, uno più uno a volte non fa due, no? Sì, allora, è già ormai da tre mesi che quell'1 centesimo viene tolto in tutte le 3 fasce, quindi in fascia 0, in fascia 1 e in fascia 2. Scocimarro ha deciso di togliere 1 centesimo al mese da tutte le fasce, quindi è Mhm. errato dire che abbiamo lo sconto massimo in prima fascia. Non è vero, perché da 10 centesimi che era circa 3 mesi fa, ci ritroveremo a settembre a avere un maggiore sconto soltanto di 6 centesimi, quindi non Certo. più 10. Quindi non Ecco, saranno per più quanto riguarda, 39. sì, certo. Senti, per quanto riguarda invece i flussi migratori, per quanto riguarda la benzina e il gasolio, tra Italia e Slovenia, tu che sei direttamente interessato, cosa ci dici?
Ma allora, io ho fatto proprio un'analisi l'altro ieri, ho preso la differenza del prezzo medio, visto che abbiamo, anche se è falsato, ragioniamo sul prezzo medio. Il prezzo medio attualmente ha una differenza con la benzina di 7 centesimi al litro con la Slovenia rispetto al prezzo sloveno. Invece il gasolio parliamo di 1 centesimo di differenza. Quindi a questo punto io dico, perché non si prende sempre ad esempio la provincia autonoma di Bolzano in modo tale da essere sempre competitivi? Abbiamo il prezzo medio, sistemiamo questo prezzo medio e dopodiché calcoliamo le scontistiche dei contributi sul prezzo medio. Almeno così siamo competitivi e resteremo competitivi. E questa è una cosa importante, no? Con il discorso della Slovenia, quindi la differenza c'è, qualche distributore arriva alla pari, forse qualcuno andrà sotto, ma di qualche millesimo, ma alla fine questo non è che è possibile che su 50 distributori magari della fascia confinaria 1 o 2 vanno sotto, dovrebbero essere 50 su 50 o almeno il 20%, il 50%, ma non che uno solo va sotto il prezzo sloveno, non è risolto il problema. E mi fa specie le dichiarazioni del consigliere regionale Bernardis che dicono che bisogna cercare di chiedere aiuto a Roma. Aiuto a Roma alla fine non... Sì, ok, va bene, bisogna chiedere aiuto a tutti, ma alla fine quello per risolvere la questione bisogna che Trieste Chiaro. faccia qualcosa e non Roma. Quindi Certamente. basta ovviamente sistemare la legge regionale in modo tale da essere competitivi con la vicina Slovenia. Per concludere, Scusate, Omar, voglio scusare sì. anche i tuoi telespettatori, in questo momento non sono in distributore, quant'anno sono a casa. Sei in una giornata di pausa, abbiamo approfittato per L'isola questo. della Cona, quindi mi sto godendo un po' una bella Rimani pausa. sempre, con i tuoi contributi odierni rimarranno sempre all'interno della finanziaria regionale del Friuli Venezia Giulia. Senti, per concludere, a settembre ci possiamo aspettare qualcosa di particolare, tipo, vero che lo sconto, ci sarà un aumento sicuramente della benzina e dall'altra parte magari ci sarà un netto taglio che tornerà a riportare il flusso migratorio verso quegli importanti lidi? Punto di domanda. Ma analizzando anche il discorso petrolio, se noi andiamo a vedere un attimino il Brent, abbiamo visto che il Brent fino a 2-3 settimane fa si stava girando verso i $76, adesso siamo agli 86, quindi anche gli aumenti in questi giorni della benzina è dovuto a quel motivo lì. Adesso dovrebbe capire un attimino cosa succede a livello internazionale, perché anche oggi il petrolio ieri era un attimino calato, eravamo sugli 83, siamo ritornati a $86, quindi di nuovo in aumento. Bisogna capire un attimino le cose, cosa sta succedendo in campo internazionale col discorso Africa, col discorso Ucraina e non solo, e capire un attimino cosa succederà col petrolio. E lì si basa tutto, perché dal Brent, dopodiché viene calcolato il Platts, che sarebbe l'andamento petrolifero della benzina e del gasolio, e da lì si capisce un attimino l'andamento ovviamente del carburante. Ovvio che il problema di fondo, come ho sottolineato anche prima, la Slovenia tiene fermo per 2 settimane, quindi se oggi cambia il prezzo e mi aumenta di altri 5 centesimi, per altre 2 settimane i prezzi sono fermi. Però se il petrolio sale e noi dovremo aumentare il prezzo, il divario con la vicina Slovenia aumenta, e questo succede quando aumenta. Ovviamente che quando cala il petrolio ci avviciniamo, va tutto bene, ma purtroppo la legge è fatta male. Se il contributo regionale è fisso e la Slovenia tiene per 2 settimane il prezzo fisso e il prezzo internazionale sale, la differenza con la Slovenia aumenta e aumenterà sempre. Questo è il problema, che devono capirlo non a Roma, deve capirlo Scocimarro e i suoi compagni di partito. Bene, grazie Emanuele Rizzi per questo intervento, grazie a voi per la visione all'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Alla prossima. Grazie a tutti.